Aggiungere ancora un punto che ci preme. Assessore Bini, diversi temi esposti durante l'incontro con i rappresentanti del Consorzio Grado Turismo, fra questi lei ha sottolineato la necessità di un nuovo piano di rilancio del turismo e di un nuovo modo di fare promozione. Beh sì, noi dobbiamo in primis renderci conto che il turismo rappresenta e rappresenterà per l'intero nostro Paese e di conseguenza anche per la nostra regione un asset importantissimo per le attività produttive, in grado di generare di avere una quota consistente del prodotto interno lordo e di garantire davvero migliaia e migliaia di posti di lavoro. Insomma, quello che a me fa piacere è aver di fatto nell'incontro che ho avuto 2 giorni fa col ministro Centinaio condiviso le stesse idee, anche lui rappresenta la necessità insomma di crescere da un punto di vista della concezione che il turismo deve e può rappresentare un asset fondamentale per la nostra regione e per il nostro paese. Un turismo integrato, quindi non più un turismo dei campanili, non più un turismo offerto in 1000 salse e in 1000 modi, ci deve essere una regia unica, una regia che per la nostra regione può essere assolutamente svolta da Promoturismo FVG, su indicazione per esempio degli assessorati competenti, mi riferisco alla cultura, mi riferisco all'agroalimentare, ma una regia unica per quanto riguarda la promozione. Noi abbiamo delle professionalità elevatissime, delle capacità elevatissime, insomma bisogna mettere a denominatore comune il tutto. Lei ha sottolineato l'importanza anche di incentivare gli investimenti da parte dei privati. Beh sì, insomma, io sono convinto che sia finita l'epoca dell'assistenzialismo puro da parte del pubblico. Si deve mettere il privato nella condizione di poter investire denari veri e quando dico si deve mettere nella condizione il privato significa permettere al privato di poter intraprendere. Oggi purtroppo viviamo in un paese dove iper burocratizzato, dove è difficile davvero fare tutto. Stiamo lavorando, il governatore Fedriga sta lavorando in tal senso, una delle prime cose messe nel suo punto di programma appunto un alleggerimento della burocrazia regionale per quel che c'è potuto.